Benvenuti da Gabriele Dattoli al Centro Pavesi FIPAV per la prima delle due semifinali della Milano Football Cup. Scontro titanico per giocarsi l'accesso alla finalissima. Saranno Virgilio e Moreschi a dare spettacolo. Le due compagini hanno sconfitto rispettivamente Tito Livio e Bottoni ed entrambe lo hanno fatto travolgendo l'avversario. Il Virgilio infatti ha rifilato un sonoro 4-1 al Tito Livio con un superlativo alla Viola, osservato speciale anche oggi. Invece 5-0 è il risultato con cui il Moreschi è giunto qui. Leggiamo le formazioni partendo dal Moreschi in maglia blu con Duciocche tra i pali, Abbiati, Romito, Lutea, Sciamni per la difesa 4, Petrineschi e Loconte i due mediani, Maullu, Giannettino, Arizza dietro all'unica punta Trecozzi e a disposizione Terrassi, Egisia Biher, Pola, Mandelli, Gori e Montinari. A rispondere invece in maglia rossa sarà ovviamente il Virgilio con in porta Mirarchi, Rossi, Celletti, Massara, Spadoni per la difesa 4, Posidoni e Spera davanti a loro, la Viola, Mirarchi e Merino dietro all'unica punta De Botton per un 4-2-3-1 a specchio con a disposizione Santa Maria, Dadda, Stefanoni, Cipolla, Canali, Bugada e Jonas. Tutto pronto, il primo pallone giocabile è del Moreschi, siamo partiti. Parte subito forte Trecozzi che poi cerca di andare in profondità, chiusura e riesce a liberare il Virgilio. Rimessa in buona posizione per il Moreschi. Se ne incarica Abbiati che va direttamente in area di rigore, prolunga Risa, poi pallone che rimane lì, alla fine Mirarchi dice di no a Loconte. Punizione che Mirarchi lascia a Massara. Lancio lunghissimo dove c'è De Botton. Di tacco, pesca la Viola. Ancora la Viola, la Viola! La Viola! L'uomo più atteso, proprio lui! Gli basta un pallone, un fenomeno! L'assist di De Botton è un'opera d'arte. Spalle alla porta, con gli occhi dietro la testa. Palla che passa e poi la Viola non sbaglia. Tanto per cambiare. Ha segnato Jacopo la Viola. Rivediamo il tacco. Splendido, semplicemente splendido. La posizione di la Viola sembra regolare. E poi palla in porta, 1-0. Il classe 2008 non la smette più di segnare. Punizione blu. Lutea sul punto di battuta. Sguardo in mezzo. Sono pronti i saltatori, parte Lutea direttamente in porta centrale, ma Mirarchi la lascia lì e poi sbuca Maullu. 1-1, ha subito pareggiato il Moreschi, suona la carica Maullu. Si è dimenticato di bloccare il pallone Mirarchi, incredibile. La punizione di Lutea era a sorprendere il portiere appunto del Virgilio, che forse quindi non si aspettava il tiro in porta, ma non era irresistibile. E quindi è un vero e proprio errore, rivediamolo, quello dell'estremo difensore in maglia gialla. Maullu lo salta facile, fa 1-1. Calcio piazzato dall'altra parte. Siamo un po' più lontani rispetto alla punizione di Lotea. Va in mezzo Massara. Allontana proprio il numero 5. Ma c'è la Viola! Non è vero! Ancora la Viola! Di prima la Viola! Non sbaglia mai! È assurdo! 2-1! Ancora Jacopo la Viola che mostra il numero 14 alla sua curva. È la seconda volta oggi che tocca il pallone praticamente da posizione favorevole ed è la seconda volta che imbuca, anche in questo caso non perfetto, il portiere sull'occasione del gol. Prima non lo era stato Mirarchi sul gol di Maullu, adesso invece è Duciocche che non è incredibile sul destro secco di la Viola, che però stupisce tutti, soprattutto il portiere. 2-1. Lutea con la testa da Sciamni che prolunga, poi Spadoni, campanile e ancora Spadoni. Confusione sulla tre quarti, ancora palla nella terra di nessuno, poi forse un fallo non secondo l'arbitro. Allora arriva Maullu che punta, poi finta e controfinta, rientra sul destro, mette il cross, tacco di Giannettino splendido e poi incredibile, Loconte alto.
Tutto pronto per il secondo tempo della semifinale. La Viola ha messo una doppia firma sul primo tempo. Nonostante un ottimo avvio del Moreschi, mancano 35 minuti alla finale e quindi sul 2-1 è tutto ancora da vivere. Punizione per il Moreschi. Morbida a cercare Trecozzi. Mirarchi ancora Trecozzi, poi Rossi chiude. Splendida parata del portiere. Adesso con le mani il Virgilio dall'altra parte. Battuta verso Spera che sbaglia lo stop, quindi può ripartire Petrineschi che accelera, ma poi serve Trecozzi, buono il pallone, ancora Trecozzi, punta l'avversario, poi rientra sul mancino, lo fa partire Mirarchi! Un miracolo, si fa perdonare l'errore che era valso l'1-1. Porta palla Massara, sterza e lascia a Bugada, che alza la testa e lancia verso De Botton, prima Dushok che lascia a Romito. Poi Romito cerca un compagno, sbaglia tutto e allora Stefanoni che però si addormenta e torna Romito mettendo una pezza. Rinvio di cui si occupa il solito Massara. Anche qui lunghissimo. Cercare De Botton che cade, il pallone passa lo stesso, la Viola, ancora la Viola! Non può farne 3 a partita, dai. Al rinvio stavolta il Moreschi, palla che rimbalza, c'è un buco enorme tra centrocampo e attacco del Moreschi, ne approfitta Massara che poi forte e teso lancia, la palla passa, De Botton! Facile facile! Prende per mano il Virgilio e probabilmente lo porta in finale. Ennesima giocata fondamentale di Massara, forse c'è stato anche il pizzico di Bugada, palla che passa appunto, arriva dalle parti di De Botton che non deve fare altro che addomesticare, portare e scegliere dove calciare per poi fare il 3-1 a tu per tu con il portiere. Virgilio davvero vicinissimo alla finalissima. Romito spara via, non controlla Biati, allora spazza la difesa del Virgilio, pallone che però diventa buono per la Viola che entra in area di rigore, la Viola fino in fondo, Duciò che in qualche modo, pallone che rimane lì, si salva il Virgilio. Bugada di testa, De Botton, lotta, rimpallo che favorisce Cipolla, protegge bene Cipolla, poi manda Bugada alla posizione giudicata regolare, quindi Bugada tutto solo, controlla e poi 4-1 Virgilio, partecipa alla festa anche Bugada. Tutto solo perché sono saltati gli schemi, posizione giudicata regolare, adesso probabilmente ci sarà un check del VAR. 4-1 Virgilio e quindi a questo punto la finale è davvero cosa fatta. Ottimo lavoro di Cipolla, come per De Botton sul 3-1, Bugada non deve far altro che portare palla a tu per tu con il portiere e poi angolare e fare 4-1. Svirgola Duciocchi, poi prova a prolungare Mandelli, Possidoni, cerca Spadoni in mezzo a 2, Spadoni bellissima la sterzata, il sinistro alto sopra la traversa. Punizione per il Virgilio. Vogliono battere corto, infatti è così, Bugada entra in area di rigore, poi l'appoggia per Mirarchi sul fondo, sfiora il 5-1 anche il numero 10, ma c'è il triplice fischio del direttore di gara.